Si presenti, per favore. Sono Biagio Guerrera, poeta catanese, autore di Casamunnu. La sua esperienza nel parlare del dialetto, dello scrivere della poesia in dialetto, quanto affonda nel cercare di non perdere quella memoria domestica, quella più potente, quella dei più intima, affinché proprio non si debba mai perdere. È lì che ha attinto questo bisogno? Ma io sono partito da lì, nel senso che il dialetto, come raccontavo, mi è arrivato attraverso un'esperienza forte, personale di lutto e attraverso la lingua di mia madre e di mia nonna, la parlata di mia madre e di mia nonna. Dopodiché però è uno strumento che attinge a quel mondo, sono molto legato ovviamente al mondo della mia famiglia, delle mie origini, però mi piace molto anche il fatto che questa lingua racconti il mondo che c'è anche fuori da me. Io amo molto girare in Sicilia, raccontare i paesaggi, molto spesso la poesia nasce anche da uno stimolo che viene da un luogo, che può essere anche molto distante da dove io sono nato. Quindi c'è un po' questo andare e ritornare, da una parte tornare a una dimensione della fonte, dell'inizio, e dall'altra invece andare a esplorare il mondo attorno a me, che è anche esso portatore di parole. Alcuni gesti che sono solamente nostri, che nessuno riesce a capire, che era quel modo di comunicare quando quasi c'era l'invasore, eh? Sì, no, vabbè, è chiaro che diciamo i siciliani hanno una gestualità molto spiccata, come anche altre culture, devo dire. Poi io vengo da una città che è una città di commercio, quindi dove si parla molto anche col corpo, no? Nelle bancarelle, nei mercati, nelle fiere, questo fa parte un po' anche della tradizione del catanese, che è molto teatrale. Quindi sì, la gestualità è importante. Ricordo uscì un libro alcuni anni fa, proprio anche che consiglio, che parla proprio della gestualità dei siciliani, che ha codificato, che si è raccolto tutta una serie di gesti tipici nostri. Grazie. Grazie a voi. Pegia che taglia, pegia che fuma, che brucia, pegia che mi tagliavo, pegia chissà da onde stava. Io ceva sautanno, e sautanno mi nieva, nicu, e da stava, pegia chissà da onde stava. E io tagliava, come se pegia potesse tagliare, io da stava, come se pegia potesse parlare, pegia che s'arrimina, e mi diceva, com'è che io non parla? Forse che io non parla con mia, io dico, non è sapere quando da lì, non va, pegia, non va, pegia chissà da onde stava, e io la volevo abbracciare.